bisogna aver fame. È solamente una provocazione o cosa vuol dire? No, metaforicamente, per fortuna, non è una provocazione, ecco, è una fame metaforica ma molto determinante a fare cose, ecco, a volerle fare. Vittorio Alfieri scrisse volli, sempre volli, fortissimamente volli. Non so se è esattamente il pensiero comune che c'è in questa generazione nuova. È chiaro che questa è un po' una provocazione. Nella mia esperienza una larga maggioranza dei giovani che incontro sono di grande consistenza, coi piedi per terra, strutturati, veloci, formati con molti stimoli, quindi però insomma c'è però una percentuale che ho paura che stia aspettando che gli capiti, che gli salti addosso qualcosa. Ecco. Se non vuoi, cioè, la fortuna aiuta gli audaci. Ecco. Io credo che bisogna essere molto coscienti del fatto che c'è un mondo competitivo e che la competizione va affrontata formandosi competitivi, diventando competitivi. Cosa vuol dire oggi fare l'imprenditore, assolvere i propri impegni? Quante volte io potrei fallire nel convincimento che l'idea è quella giusta? Negli Stati Uniti chi ha fallito è considerato la volta successiva, diciamo, quindi auspicabilmente la volta buona, è considerato un valore di conoscenza, di esperienza, eccetera, eccetera. Quindi negli Stati Uniti non c'è una cultura che vincola, mentre in Italia addirittura è un marchio di infamia. Ecco. Questo è difficile dirlo, bisogna cercare di essere ragionevoli, di valutare lo scenario, diciamo, la quotidianità. È difficile generalizzare, ma in assoluto, insomma, valutare lo scenario per poi rimanere con la propria idea competitiva, flessibile, insomma, finché rimanga competitiva. Ecco, la flessibilità di tempi che cambiano come questi, tempi difficilissimi, quasi impossibili, diciamo. Però guarda caso il mercato c'è sempre, il mercato premia le nuove idee o le vecchie idee sviluppate meglio. Io credo che con molta umiltà chi cerca di fare bene il proprio lavoro non deve aver paura di niente. Insomma. Potrà creare un po' meno ricchezza per se stesso, potrà forse faticare un poco di più, potrà magari anche avere dei momenti, diciamo, di dubbio, però io credo che si debba credere in se stessi. Ecco. Poi fallire può succedere, ma io non credo che sia effettivamente una bolla così di infamia, così come l'Italia fino ad oggi. Poi una società italiana un po' molto che si contraddice molto, ecco, che è cresciuta in alcune parti d'Italia molto velocemente, per cui si sono spostati i valori importanti, abbiamo sostituito i valori importanti con dei valori molto più effimeri, quindi sai, fallire rispetto a dei valori effimeri non è fallire. Ecco. Io cercherei di tornare a una sana cultura così legata magari di più al nucleo, alle persone vicine, chiamiamole famiglie, insomma, le persone che stanno vicine, che si danno una mano. E io personalmente ho una certa attitudine, diciamo, cristiana di un certo tipo, per cui diciamo, me la tengo, non la rivendo come una panacea, ma comunque può essere un pensiero che ne genera degli altri, che genera aggregazione. Oggi noi dobbiamo far passare la nottata in qualche modo in questo paese qui, quindi evidentemente dobbiamo stringerci un po' di più ed essere molto più determinati. Lei è un uomo del nord-est. A volte si giudica che l'imprenditore nord-est lavora troppo, fa troppe ore, ma in realtà pensa poco al brand. Beh, ma questo non si può generalizzare. Questa è una parte di mondo che è sviluppato molto, dove sono anche nati dei grandi brand, evidentemente sono nati dei grandi brand perché c'era una visione, dipende che il mestiere che si fa. Ecco. Io trovo che lavorare molto sia un valore aggiunto, diciamo. Magari non nella qualità della vita, non eccederei perché quello che può succedere è avvitarsi un po' e quindi far fatica a vedere, diciamo, molto più in là nello scenario, nello sviluppo della propria attività, magari anche del proprio brand. Però insomma in generale
l'imprenditore del nord-est è uno pancia a terra che ha lavorato tanto, che si merita di aver creato quello che ha creato. Sto parlando dello stereotipo almeno del Veneto, del lavoratore, dell'imprenditore del nord-est. Poi no, io non credo che ci siano storie imprenditoriali straordinarie che sono oggi internazionali. Ecco, per esempio, l'imprenditore del nord-est è stato uno dei primissimi italiani ad andare all'estero, magari anche poco attrezzato, ma straordinario esportatore. Questo è esportatore di idee e di visione, quindi questo è stata una caratteristica che nessuno può levarci, addirittura la Marzotto quasi quasi nell'altro secolo, ai primissimi, beh no, certamente nel Novecento o addirittura alla fine dell'Ottocento era già un'azienda internazionale, quindi ci sono casi straordinari che poi hanno avuto corsi e ricorsi storici, ma che hanno senz'altro battuto delle strade totalmente, assolutamente innovative, quindi generalizzare è sempre difficile. A livello politico, il professor Monti è un cambiamento o secondo lei non cambierà poi molto in realtà? Bah, io non amo molto andare su questi temi, la sensazione da cittadino è che a una situazione di emergenza bisogna rispondere con una soluzione di emergenza. Ecco. Per definizione un governo non è soltanto tecnico, perché poi c'è, diciamo, un collegamento con la politica che è necessario, perché l'ordinamento dello Stato per definizione non è a termine, perché non c'è scritto da nessuna parte che deve essere a termine, salvo quando va in minoranza e quindi si va a votare, e quindi io prenderei questo come un governo di persone estremamente qualificate che in un momento di questo tipo, diciamo, era l'unica risposta, probabilmente sono l'unica risposta possibile, perché, diciamo, l'Italia di questa fase deve fare anche un po' di marketing di se stessa. Evidentemente un'eccessiva animosità tra le parti precedente, e non sto a valutare né a giudicare, per l'amor di Dio, evidentemente ha portato un livello di incapacità di azione e di visione per cui bisognava cambiare. Ecco. Credo che il Presidente della Repubblica, pur in questa sorta di forzatura costituzionale, abbia fatto in coscienza il buon padre di famiglia.